Mister Santa Lucia, il risultato non sorride all'Academy, però bisogna dire che la squadra ha tenuto botta, ha fatto una prestazione di grande coraggio e grande resistenza. Sì, detto bene tu, abbiamo fatto secondo me una buona partita. Abbiamo incontrato un avversario forte, organizzato, strutturato, un avversario che ha obiettivi ovviamente ben diversi da quelli nostri. Però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato il massimo fino all'ultimo, peccato agli ultimi 2-3 minuti, però hanno lottato su tutti i palloni, avevo chiesto questo, abbiamo cercato anche di giocare e sono contento fino all'ultimo perché poi quando abbiamo preso il gol ho visto loro difendersi dietro, quindi questo è un segnale importante per me e per i ragazzi, cioè, noi siamo arrivati ad agosto a costruire questa squadra, una squadra che ha cambiato tanto, tantissimi ragazzi nuovi. Siamo nati adesso. Loro è un gruppo, ripeto, ben organizzato, gioca bene, hanno tanta qualità, è un gruppo che già da anni lavora insieme. Io sono proprio contento per questo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, stiamo facendo il nostro campionato, siamo lì per prepararci adesso a un girone di ritorno infuocato e devo dirti che sono soddisfatto di questo girone d'andata. Adesso è il momento di accelerare, lo sappiamo, se vogliamo arrivare ad obiettivi più importanti, che magari erano impensabili ad inizio d'anno, invece siamo lì e siamo pronti a giocarcela. Ecco appunto mister, parliamo proprio di questo nuovo progetto Academy Palermo Calcio, gruppo nuovo come ha detto lei, siamo praticamente a metà del percorso, siamo vicini alle feste anche di fine 2023. Come sta procedendo questo percorso, soprattutto nella crescita dei ragazzi che comunque hanno dimostrato in campo di poter tenere botta a squadre, come ha detto lei, ben più attrezzate e più esperte, tra virgolette. Io sono della loro crescita contentissimo. Questo è un progetto che non riguarda soltanto noi, è un progetto di tutta la società, di tutta la scuola calcio che sta crescendo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anche numerico. Eh, Devo dire che il direttore, il presidente hanno scelto dei tecnici all'altezza della situazione. Far sì pure che anche nella nostra scuola calcio i risultati arrivano. Per quanto riguarda il mio gruppo, la crescita dei ragazzi per me è sempre molto costante, stiamo salendo di livello, anzi stiamo alzando l'asticella e devo dirti che di questo sono contento. No, quasi tutti sono ragazzi che vengono da campionati provinciali, abbiamo un 2010 che oggi è entrato molto bene nel secondo tempo. Siamo cresciuti caratterialmente, di esperienza e gli ultimi risultati, una serie positiva che già da molte giornate. Siamo andati a giocare lì ad Agrigento, ad Atena, contro la prima in classifica, abbiamo pareggiato e, e meritavamo secondo me la vittoria. Oggi abbiamo dato testa a loro e niente, sono contento, dobbiamo solo continuare a lavorare.